Pensiero del giorno, martedì 11 febbraio. Sanare le ferite. È beato colui che non si scandalizza di me. Sai in quale occasione Gesù ha pronunciato questa parola? Quel giorno in cui alcuni inviati dal suo precursore Giovanni Battista gli chiesero: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro?» Essi attendevano un re che salisse sul trono di Davide, un uomo superiore che cacciasse i Romani e instaurasse la dominazione di Israele, un essere celeste che facesse tremare cielo e terra. E si trovano invece di fronte ad un falegname che stava con persone poco raccomandabili, che bisognerebbe evitare per non essere contaminati. Si avvicinava ai lebbrosi, mangiava con i peccatori, annunciava il Vangelo ai poveri. Insomma, mentre Giovanni Battista e i giudei aspettano l'ira imminente di Dio e la sua vendetta, ecco Gesù che va in cerca della pecora smarrita, che accoglie il figlio prodigo. Ed è questo modo di vivere di Gesù che stupisce, che è incomprensibile ai giudei, per cui ammonisce: è beato colui che non si scandalizza di me. Il motivo è che allora non era conosciuta l'essenza di Dio, che è amore, e Gesù è venuto a rivelarla, perché amava gli uomini. Egli si è fatto uomo come loro, perché li amava, ha accettato tutti i limiti di questa condizione. Perché li amava, si è mescolato con i più bisognosi. E allora come vivere questa parola? Incomincia ad amare persona per persona che incontri nella tua giornata. Quanta sofferenza su questa terra! Apri il tuo cuore, le tue mani a lenire piaghe, a saziare affamati, a consigliare, a insegnare, a visitare sofferenti. È questo ciò che ti fa simile a Lui. Chiara Lubi, estratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1980. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.